Confiscate 4 società e conti correnti bancari al gruppo Pelonero collegate all'inchiesta del luglio del 2020. A Menfi i carabinieri arrestano 9 giovani indagati per la rissa del 13 luglio scorso che vide l'accoltellamento di un giovane egiziano. Ad Altavilla Milice operazione contro il caporalato, sequestrato una macelleria. Commemorato ieri il giudice Rocco Chinnici a 42 anni dalla strage. Incontro tra il presidente del Libero Consorzio di Agrigento Pendolino con l'assessore ai trasporti della regione Aricò. In arrivo un primo finanziamento di oltre 4 milioni di euro per la sistemazione della strada Casteltermini-San Biagio Platani. Aperto ieri un nuovo ufficio della Ecogreen a Naro, previsto anche 2 nuovi punti a Gela e Campobello di Licata. Intervista al presidente Marcello Giavarini. Appuntamento per il prossimo 2 agosto a Comitini per una nuova tappa del concorso di Miss Italia. Presentato oggi il nuovo direttore artistico del Teatro Regina Margherita a Racalmuto e l'attore agrigentino Gaetano Aronica. Prima uscita del Favara Castrum, sabato incontrerà in amichevole la squadra del Casteltermini. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 30 luglio mercoledì. Confiscate 4 società e conti correnti bancari al gruppo Pelonero, rigettata la richiesta di misura di prevenzione, il nostro servizio. Il giudice della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduta dal giudice Ettore Contino, ha disposto la confisca di 4 società, un immobile e l'eventuale saldo attivo di 30 conti correnti riconducibili al gruppo Pelonero, per anni leader dei negozi casalinghi, articoli da regalo, giocattoli ad Agrigento in alcuni grossi centri della provincia. Il gruppo imprenditoriale è finito sotto inchiesta 5 anni fa con l'accusa di aver architettato una serie di operazioni di bancarotta fraudolenta per un importo di circa 5 milioni di euro. Il Tribunale di Palermo, accogliendo parzialmente la proposta della Procura di Agrigento, ha disposto la confisca di 4 società, di un immobile situato ad Agrigento e l'eventuale saldo attivo di ben 30 conti correnti intestati ai componenti della famiglia Sferrazza. I giudici hanno invece rigettato la richiesta di applicare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di Gaetano Sferrazza, 83 anni, e dei figli Gioacchino e Diego, rispettivamente di 59 e 56 anni. Per il Tribunale non sussiste l'attuale pericolosità sociale dai propositi, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dalle ultime manifestazioni della relativa pericolosità, parliamo dell'anno 2016, e dell'insistenza di qualsiasi allegazione da parte dell'autorità proponente per il periodo successivo non ricorre alcun elemento al quale ancorare la valutazione di attuale pericolosità dei propositi. La vicenda è collegata all'inchiesta Malebranche e a un giro di bancarotte. Le aziende del gruppo raggiungevano il massimo del volume di affari, secondo l'accusa venivano svuotati di beni e risorse, ma di fatto confluite su un'altra azienda del gruppo. L'operazione portò nel 2020 all'arresto di 10 persone, ma le misure cautelari personali vennero annullate sia dal Tribunale del riesame che dalla Cassazione, escludendo il reato di associazione a delinquere. Alcune imprese furono però sequestrate e oggi passano definitivamente allo Stato. Il processo a carico dei 19 imputati è ancora in corso, mentre 10 mesi fa è stata assolta la commercialista Graziella Falzone, unica ad avere scelto il rito abbreviato. Mala movida, i carabinieri arrestano 9 giovani indagati per la rissa dello scorso 13 luglio avvenuta a Portopalo di Menfi, sfociata nell'aggressione e accoltellamento di un giovane di origine egiziana. All'alba di oggi i carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Palermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 9 giovani di età compresa
tra i 18 e i 21 anni, 8 dei quali residenti a Santa Margherita Belice e 1 a Montevago, indagati per porto illegale di armi, rissa aggravata avvenuta la notte dello scorso 13 luglio sull'arenile di Portopalo di Menfi e culminata con l'accoltellamento di un ragazzo di origini egiziane. La rissa sembra sia nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali estivi della rinomata località balneare. All'improvviso un gruppo di circa 30 giovani ha accerchiato il ragazzo egiziano e una parte di loro prima lo ha insultato con espressioni a sfondo razziale e poi ha cominciato a picchiarlo. Il ragazzo tenta così di difendersi, ma purtroppo ha la peggio e viene pestato, accoltellato in più parti del corpo e infine ferito con schegge di vetro di una bottiglia. Tramortito rimane esanime sulla spiaggia, trasportato dapprima presso l'ospedale di Sciacca e poi una settimana dopo ad Agrigento il ricovero, dimesso con una ventina di giorni di prognosi. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo della compagnia di Sciacca e da quelli della stazione dei carabinieri di Menfi e Santa Margherita Belice sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sciacca hanno permesso di risalire ai presunti autori attraverso l'ascolto delle testimonianze delle persone presenti e il riconoscimento fotografico da parte della vittima e di quanti hanno assistito all'evento. Perquisite anche le abitazioni degli arrestati, all'esito delle quali sono stati rinvenuti tirapugni, un bastone sfollagente, un coltello a serramanico, una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici, un fatto molto grave che assume contorni ancora più inquietanti se si pensa che circa 2 mesi fa a Santa Margherita del Belice un giovane tunisino ospite di una delle tante comunità di accoglienza del Belice era stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un gruppo di giovani. I militari ora stanno indagando per capire se gli autori dei 2 episodi possono essere gli stessi o avere qualcosa in comune. Oltre alle indagini continua l'impegno dell'Arma dei Carabinieri per rafforzare il controllo del territorio durante il periodo estivo nella prestigiosa località turistica con l'obiettivo di assicurare serenità alle comunità locali e prevenire comportamenti illeciti. Il questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha incontrato oggi il colonnello Roberto Pace, comandante del 5° Reggimento Fanteria Ossa e attuale responsabile dell'operazione Strade Sicure condotta dall'Esercito Italiano. È stato un incontro all'insegna della collaborazione e dell'unità di intenti tra istituzioni al servizio della collettività. L'operazione Strade Sicure fu istituita con la legge 125 del 2008, relativa alla sicurezza nazionale italiana, che impiega molti militari delle forze armate per supportare le forze di polizia nella prevenzione e contrasto alla criminalità, nel controllo del territorio. Il questore Palumbo durante l'incontro ha ringraziato il colonnello Pace per il prezioso lavoro che gli uomini e le donne dell'esercito italiano svolgono sempre con puntuale perizia e professionalità a fianco delle forze dell'ordine. Lotta al caporalato, sequestro preventivo di una macelleria ad Altavilla Milicia e di denaro a carico di un imprenditore indagato per sfruttamento di lavoro. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Bagheria. Ce ne parlano meglio i colleghi di Trapani. Sequestrati 7.500 euro ed una macelleria il cui titolare, indagato per caporalato, avrebbe sfruttato 4 dei suoi dipendenti. I sigilli sono stati apposti dalla Guardia di Finanza all'attività che si trova ad Altavilla Milicia, nel Palermitano, su disposizione del GIP di Termini Imerese. Le indagini sono svolte dalla compagnia di Bagheria e sono state avviate dopo un controllo dei militari con cui sarebbe stato accertato l'impiego in nero di 4 lavoratori. I successivi accertamenti, coordinati dalla Procura, hanno evidenziato come l'imprenditore si sarebbe avvalso stabilmente di manodopera assunta in nero e sottopagata, soprattutto in occasione delle giornate di maggior afflusso di clientela.
Il presunto sistema di sfruttamento è stato confermato anche dalle dichiarazioni di alcuni lavoratori sentiti dagli investigatori. Proprio dalle loro testimonianze è emerso che nell'ambito dei rapporti di lavoro non formalizzati gli stipendi sarebbero stati più bassi anche di oltre il 50% rispetto agli importi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali e senza il riconoscimento di alcune indennità per il lavoro notturno, ma anche che i dipendenti sarebbero stati costretti a fare la spesa per l'imprenditore o per sua moglie. Non sarebbero state rispettate le regole sui riposi settimanali e l'imprenditore avrebbe anche gestito l'attività con modi estremamente aggressivi, tanto da ingenerare timore nei lavoratori stessi. Gli accertamenti patrimoniali svolti anche sul conto dei dipendenti sfruttati hanno evidenziato il loro indiscutibile stato di bisogno, con situazioni personali e familiari spesso molto gravi, che li avrebbero costretti ad accettare le condizioni lavorative più inique. Il sequestro serve intanto per preservare 7.500 euro, cioè la somma pari al profitto che sarebbe stato realizzato dagli imprenditori omettendo il versamento delle imposte e dei contributi dovuti, nonché sfruttando i 4 lavoratori cui non sono stati corrisposti gli emolumenti minimi e le indennità previste. Inoltre è stata sequestrata la macelleria. Si conferma così il ruolo della Guardia di Finanza non solo a tutela di consumatori e a garanzia di una corretta competizione di mercato nel quale tutti gli operatori economici possono beneficiare di condizioni di sana concorrenza, ma anche e soprattutto a protezione della dignità e dei diritti essenziali dei lavoratori italiani onesti. A 42 anni dalla strage, commemorato ieri a Palermo, il giudice Rocco Chinnici, ucciso il 29 luglio del 1983 davanti alla sua abitazione di via Pipitone Federico da un'autobomba, una Fiat 126 caricata di stritolo, che esplose uccidendo anche il maresciallo Mario Trapassi, l'appuntato Salvatore Bartolotta e il portiere dello stabile Stefano Lisacchi. Il servizio dei colleghi di Palermo. Difficile dire un ricordo personale, ma direi tutto un ricordo personale, la vita con papà. Però uno dei momenti più belli e più importanti è stato il mio concorso in magistratura, perché è stato un momento che ha dato a papà una gioia grandissima. Proprio quando ho saputo che avevo superato il concorso, ha fatto un urlo. Lui, che era un uomo pacato, abituato a tenere per sé le sue emozioni, ha fatto un urlo di gioia incontenibile, e quello è stato un momento particolare. Mi vengono ancora i brividi, perché è stato un momento veramente di grande vicinanza fra papà e me. E per quanto riguarda la lotta alla mafia, mio padre ha dato l'avvio ad un metodo che è sviluppato nel tempo, ha portato a risultati davvero importanti. Ricordare certamente le persone, ma soprattutto i valori che questi uomini hanno portato avanti. Siamo siciliani, sono dei siciliani, e credo che su questi valori bisogna continuare. Rocco Chinnici in modo particolare credo che sia stato uno dei primi magistrati a comprendere la gravità in un momento in cui non si sapeva quasi nulla del fenomeno mafioso. Rocco Chinnici è stato tra i primi a intuirne la pericolosità, a individuare quei metodi che oggi sono quelli che vengono utilizzati in maniera corrente: la specializzazione dei magistrati, il lavoro di gruppo, il cosiddetto pool, le indagini patrimoniali, che sappiamo che poi negli anni sono rivelati lo strumento più importante, molto più importante del carcere. L'estate, diciamo, in questa nostra città richiama quasi ogni giorno drammaticamente ad una memoria che non può essere mai dimenticata, perché in qualche modo il motore primo di un cambiamento fu lo sdegno per i tragici eventi delle estati luttuose di questa Sicilia, che cambiò in qualche modo la consapevolezza e la prospettiva. Viabilità secondaria, firmato a Palermo l'accordo tra la Regione e i liberi consorzi
Presente anche il presidente Pendolino, che afferma importante occasione per migliorare i collegamenti interni, previsto intanto un primo finanziamento di 4,5 milioni di euro per la sistemazione della strada Casteltermini-San Biagio Platani in servizio. È stato sottoscritto a Palermo un importante accordo tra la Regione Siciliana e i liberi consorzi e le città metropolitane della Sicilia. L'accordo, alla presenza dell'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e i presidenti delle ex province, mira a migliorare la viabilità in Sicilia con la semplificazione delle procedure e la possibilità di accesso dei progetti esecutivi ai fondi di sviluppo e coesione. Per il libero consorzio comunale di Agrigento è stata un'importante opportunità di un ulteriore miglioramento della rete viaria di propria competenza. Esprimo soddisfazione per questo accordo e ringrazio il Presidente Schifani e l'assessore Aricò per il coinvolgimento del libero consorzio di Agrigento, ha affermato il Presidente Giuseppe Pendolino, che potrà contare non solo sui finanziamenti necessari al miglioramento delle nostre strade, ma anche sulla collaborazione del personale tecnico regionale a supporto del nostro staff per l'avvio in tempi brevi dei lavori che saranno finanziati. Un primo stanziamento di 7 milioni di euro consentirà di pianificare e ultimare entro il 2026 i lavori della strada provinciale 20B Casteltermini-San Biagio Platani, finanziati con 4 milioni e 500 mila euro, mentre la rimanente somma sarà destinata a un progetto in fase di elaborazione. Naturalmente occorreranno ulteriori e cospicue somme per interventi a pieno raggio su tutta la rete viaria provinciale, ma l'accordo rappresenta in ogni caso un'importante occasione per migliorare i collegamenti tra i comuni del nostro territorio. Questo quanto affermato dal presidente del libero consorzio di Agrigento, Giuseppe Pendolino. E lo spettacolo Ecuba, previsto per il 31 luglio al Teatro di Eraclea Minoa Cattolica, che apriva la stagione delle manifestazioni dei teatri di pietra, è stato sospeso dagli organizzatori per gravi condizioni di salute della protagonista. La neoconsigliera comunale di Naro, Gera Destro di Forza Italia, è intervenuta nel corso della seduta del Consiglio Comunale sulle 3 consulte che si dovranno eleggere in seno al civico consesso, ma il Comune di Naro non è dotato di un regolamento che ne prevedono la nascita. Da qui la proposta della consigliera Destro di approvare il regolamento con la nascita di 5 consulte più organiche e complete. Vediamo l'intervento in Consiglio Comunale di Naro di Gera Destro. Cari colleghi consiglieri, signor Assessore, signor Sindaco, il punto all'ordine del giorno odierno prevede l'istituzione di 3 consulte, anziani, donne e commercianti. Tuttavia, prima di procedere con tale deliberazione, ritengo doveroso sottoporre alla vostra attenzione una questione di carattere procedurale e sostanziale di fondamentale importanza. Dalle ricerche effettuate è emerso che il nostro Comune non è attualmente dotato di un regolamento delle consulte cittadine. Pertanto, istituire delle consulte in assenza di una disciplina regolamentare specifica significherebbe creare organismi privi di un quadro normativo di riferimento per il loro funzionamento, composizione e competenze. Per ovviare a tale lacuna normativa ho predisposto una bozza di regolamento comunale sulle consulte cittadine che prevede, anziché le 3 consulte inizialmente ipotizzate, l'istituzione di 5 consulte tematiche più organiche e complete. La prima la consulta sociosanitaria e welfare, la seconda la consulta sviluppo economico e lavoro, la terza consulta territorio e ambiente, la quarta consulta cultura, istruzione e sport e infine la consulta giovanile pensata proprio come autonomia. Questa articolazione consente di superare la frammentazione per categorie specifiche, abbracciando invece una visione complessiva e integrata delle politiche pubbliche locali in grado di rappresentare più efficacemente tutte le componenti della nostra comunità. Signor Presidente, alla luce di quanto esposto,
propongo di rinviare la votazione sull'istituzione delle consulte e chiedo di poter consegnare formalmente questa bozza di regolamento al segretario comunale affinché possa trasmetterla agli uffici competenti per la necessaria istruttoria tecnica amministrativa. Solo dopo l'approvazione di un apposito regolamento potremmo procedere all'istituzione delle consulte con una solida base giuridica e organizzativa, garantendo così la loro piena operatività ed efficacia. Questo approccio metodologico cosa ci consente? Ci consente di dotare la nostra comunità, quindi la nostra comunità narese, di strumenti di partecipazione democratica, moderna, funzionale e pienamente rispondente alle esigenze del nostro territorio. La ringrazio, signor Presidente, di avermi dato la parola. E si è svolta a Licata una manifestazione dedicata alla giornata mondiale contro gli annegamenti. Ce ne parlano i colleghi di Licata. Oggi celebriamo la giornata mondiale contro il rischio degli annegamenti. È una giornata molto importante, fortemente voluta dall'OMS e dall'ONU, che insomma hanno posto al centro questo argomento proprio perché è un argomento delicato, per prevenire quelli che sono gli annegamenti durante la stagione estiva, dove l'afflusso di bagnanti è sempre più elevato. Quindi oggi abbiamo organizzato questo evento per celebrare la giornata mondiale. Faremo un'esercitazione a mare con l'ausilio dello stabilimento Sea Beach, della Protezione Civile, della Guardia Costiera Ausiliaria. Insomma, sono tutti qui presenti per appunto sensibilizzare la comunità a quelle che sono diciamo, le regole da rispettare per prevenire questi eventi, diciamo, pericolosi. Siamo onorati di ospitare l'iniziativa organizzata dalla Capitaneria di Porto di Licata, in quanto oltre ad essere sede ospitante è anche sede l'OASI, anche sede della Società Nazionale Salvamento Genova, per anni formatrice di bagnini di salvataggio. Queste regole, ci sono delle regole importanti per vivere il mare in sicurezza, che vengono dettate prima di tutto dalla normativa, che è l'ordinanza balneare, e poi noi con delle cartellonistica particolare facciamo rispettare questa ordinanza, in tutto per prevenire gli incidenti acquatici e per passare un'estate al mare sempre in sicurezza. È inaugurato ieri a Naro un nuovo punto vendita dell'azienda Ecogreen alla presenza del presidente Marcello Giavarini, previsti anche l'apertura di altri 2 uffici a Gela e Campobello di Licata. Sentiamo il presidente Giavarini. Marcello Giavarini, oggi a Naro si apre un nuovo punto vendita di Ecogreen, un'offerta che continua anche in diversi paesi della nostra provincia e anche a Gela prossimamente. Sì, continua, diciamo, il radicamento sul territorio siciliano. Oggi siamo a Naro, questa meravigliosa cittadina che mi ha colpito per il suo stile barocco. Devo ammettere, è vero che tanti anni che vivo all'estero, non ero mai stato a Naro. Ho trovato un'accoglienza calorosa e quindi sono convinto che faremo un buon lavoro a Naro. Gela era un tassello che era in previsione da parecchi mesi. Abbiamo trovato una location adatta e la cosa che mi riempie di gioia è perché lo gestirà la ragazza dedicata, giovanissima, Giorgia, 19 anni, che sta gestendo Licata e in più ha questo spirito imprenditoriale che adesso continuerà a gestire Gela. C'è anche Campobello di Licata. Certo, anche Campobello di Licata sarà giovedì, è un'altra città, un bel tassello di cui andiamo orgogliosi. Quindi un'azienda che si espande anche perché ci sono delle offerte particolari anche in questo periodo. Allora, le offerte noi le faremo sempre particolari, ma già posso dire che Agrigento, la Sicilia, ma Agrigento in particolar modo, Agrigento provincia, hanno delle tariffe convenzionate perché le curo io direttamente, super scontate. E poi l'assistenza sul territorio che diamo ai clienti. Un'azienda come la vostra, che ha anche un occhio di riguardo per il sociale, per le attività ludiche, per le attività sportive, con diversi sostegni e sponsorizzazioni che fate, che permettono a queste aziende di continuare la propria attività. Io lo chiamo il benessere sociale questo, ormai già me lo sono imposto da parecchio tempo, da quando ero
presidente dell'Agragas, cioè di rimettere ogni anno una parte dei ricavati, di lasciarlo sul territorio, sul sociale. Senti, parliamo anche di questo premio che domenica ha ricevuto Sipario d'Oro, che per motivi professionali e impegni di lavoro non ha potuto rientrare. Comunque è stato un riconoscimento importante per tutta la sua azienda. È stato un riconoscimento che mi ha riempito di orgoglio, vuol dire che il mio lavoro viene apprezzato e appunto mi dispiace non essere stato presente perché ero fuori, però parlerò con gli organizzatori e li ringrazio per il riconoscimento. Sono quelle cose che ti riempiono il cuore di gioia. A breve altri programmi, Marcello? Programmi al momento continuiamo con la crescita in Italia di Ecogreen, poi per quanto riguarda la parte turistica in Sardegna col resort stiamo andando molto bene e quindi spero di ritagliarmi un po' di tempo per riposare. Un'azienda Ecogreen che cresce con diversi nuovi punti vendita. Oggi siamo a Naro, Campobello di Licata e Gela, una grossa città commerciale. Assolutamente sì, dopo il poker dello scorso mese continua l'espansione territoriale di Ecogreen con l'apertura di 3 nuovi ecopoint. Volevamo riposarci e andare in ferie andando a posizionare altre bandierine. Questa espansione chiaramente continuerà subito dopo l'estate, dove già in programma ci sono nuove aperture. E c'è rispondenza da parte del territorio per il lungo e duro lavoro che si è fatto in questi anni, un lavoro fatto di abnegazione, un lavoro fatto di competenze territoriali e oggi lo posso dire, diciamo con estrema sicurezza, anche di competitività dei prezzi. Ci affermiamo, devo dire, tra i competitor più economici, con un'attenzione particolare a quello che è il territorio, perché sappiamo benissimo che Ecogreen, a parte essere una società di vendita che si occupa appunto di energia elettrica, gas e fotovoltaico, mira sempre a premiare quelle che sono le eccellenze territoriali. È vicina al sociale, è vicina alla cultura ed è vicina allo sport. Quindi per noi oggi essere a Naro rappresenta certamente motivo di orgoglio. Il centro di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina, gestito in convenzione con l'IRCS Bambino Gesù di Roma, continuerà a operare anche oltre la scadenza del 31 luglio. Questo risultato è stato raggiunto durante un incontro tenutosi ieri a Roma tra l'assessore regionale alla salute, Daniela Faraoni, il dirigente generale del Dipartimento per la pianificazione strategica, Salvatore Iacolino, e rappresentanti dei Ministeri della Salute e dell'Economia e Finanze. La proroga è stata approvata fino al 31 dicembre 2025, grazie alla promessa dell'assessore Faraoni e del dirigente Iacolino di trasmettere in tempi brevi una proposta per la nuova rete ospedaliera, che dovrà includere un'integrazione tra le attività del centro di Taormina e il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo di Messina. In Sicilia esiste già un centro di cardiochirurgia pediatrica all'ospedale civico di Palermo, gestito dalla Fondazione del Gruppo San Donato, come previsto dalla rete ospedaliera del 2019. Tuttavia, il decreto Balduzzi stabilisce la presenza di una sola struttura ogni 5 milioni di abitanti. La Regione sta lavorando per superare questo limite, seguendo l'esempio di altri territori italiani. Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha definito la trattativa complessa, evidenziando gli sforzi dell'amministrazione regionale per integrare il centro all'interno del sistema sanitario siciliano. Ha inoltre respinto le critiche delle opposizioni, sottolineando che il processo di riorganizzazione della rete ospedaliera è frutto di mesi di lavoro e dialogo costante con il territorio per rispettare i parametri ministeriali. Schifani si è detto fiducioso che il nuovo piano possa essere approvato senza ulteriori ostacoli causati da visioni ideologiche. L'assessore Faraoni ha ribadito che l'obiettivo principale è garantire cure e assistenza ai pazienti più piccoli. Essendo questa proroga necessaria per ottenere il tempo necessario a configurare la miglior struttura possibile, nel campo della cardiochirurgia pediatrica in Sicilia, il lavoro sulla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. La valutazione dei ministeri sulla permanenza della cardiochirurgia pediatrica a Taormina dipenderà non solo dall'integrazione con le attività del Papardo di Messina, ma anche dal funzionamento complessivo della nuova rete ospedaliera regionale. Linea alla regia per la pubblicità.
Sabato prossimo 2 agosto alle ore 21 il concorso Miss Italia approderà a Comitini per una serata di sfilate e bellezza che si terrà in piazza Umberto. L'evento, atteso con entusiasmo dalla comunità locale, vedrà protagoniste alcune tra le ragazze più affascinanti della provincia di Agrigento, che si contenderanno l'accesso al più prestigioso concorso di Miss Italia 2025, oltre al titolo di Miss Comitini 2025. A supportare l'importanza dell'appuntamento il sindaco di Comitini Nigrelli, che ha definito la serata una bellissima occasione nel segno della bellezza e della storia. Presentato oggi il nuovo direttore artistico del Teatro Regina Margherita di Racalmuto e Gaetano Aronica. A nominarlo è stato il sindaco Calogero Buongiorno. Sono state presentate anche le iniziative che daranno vita alla struttura tanto cara allo scrittore Leonardo Ciacia. Sarà una stagione di alta qualità, ha detto Aronica nel corso della conferenza stampa, ma sentiamo sia Aronica che il sindaco Buongiorno di Racalmuto. È una nuova scommessa. Sì, grazie, è una nuova scommessa che mi emoziona moltissimo, perché venire qui a Racalmuto significa ritrovare i luoghi del cuore e dare entusiasmo a una città che merita questo entusiasmo, nel nome di Sciascia e non solo nel nome di Sciascia, nel nome di tutti quelli che vogliono fare qualcosa di bello e valorizzare il nostro territorio, che è straordinario. Come vedete, questo teatro è un gioiello. E io spero di essere soltanto all'altezza, ripeto, questo è un servizio pubblico, di essere al servizio del territorio, al servizio dei cittadini, perché c'è molta attesa. Io ho visto che c'è stata, e soprattutto dare quel senso alla cultura che poi è il senso primario, il senso originario, cioè non solo di cogliere ma anche di unire. Questa è la cosa più bella, che secondo me questo teatro può diventare un volano importante proprio per le sue caratteristiche storiche e anche per le sue caratteristiche prospettiche, perché appunto riapre dopo tanti anni con una giunta giovane che in poche parole, l'ho detto, dirette parole, mi ha coinvolto, e voi sapete che le sfide mi piacciono. Cosa ha spinto Gaetano Aronica ad accettare questo incarico? L'amore per il mio lavoro. Io quando scherzo anche con i miei figli dico di lasciarmi in un teatro e portarsi anche via la chiave, perché non mi mancherebbe nulla, per cui quale teatro meglio di questo gioiello. Mi ha spinto una grande passione per quello che faccio e una grande passione per i giovani, per tutto quello che rappresenta la Sicilia del futuro. Non dimentichiamo che è cambiato tutto, la Sicilia è la porta tra due continenti. C'è stato da investire anche un cartellone importante. Guarda, noi partiamo con grandi idee, come diceva Sciascia, le idee sono importanti, cioè, a volte dice è la mancanza di idee che crea problemi. Poi ci vogliono i fondi, ci vogliono le risorse e naturalmente stiamo nascendo adesso, per cui non ci nascondiamo dietro un dito. Io ho parlato poco fa con il sindaco Buongiorno, qualcuno ha scritto tu sarai anche bravo perché hai una carriera, ma loro sono stati più bravi di te. Io sono d'accordo su questo, nel chiamarti, cioè nel darti una possibilità la possibilità di mettere a disposizione del territorio tutta la tua esperienza. Io sono in un'età in cui non devo creare cose nuove per me, ma per gli altri. Qualche nome della stagione? Ancora è troppo presto perché veramente stiamo nascendo adesso. Cercheremo sicuramente di catturare anche il cuore degli artisti, perché è chiaro che chi viene qui a recitare è come se questo teatro nascesse adesso, per cui è tutto in prospettiva. Veramente non ho segreti o misteri, non sto nascondendo nulla, stiamo nascendo adesso, ne sappiamo quanto voi, però vi posso dire che abbiamo cominciato a lavorare dal primo incontro. Assolutamente sì, oggi è un giorno importante per Racalmuto, perché dopo le straordinarie direzioni artistiche di Andrea Camilleri, Giuseppe Di Pasquale, di Fabrizio Catalano, oggi noi chiudiamo il cerchio affidando la direzione artistica del Teatro Regina Margherita di Racalmuto a Gaetano Aronica, uno straordinario personaggio, uno straordinario attore, un uomo di grande cultura, perché riteniamo che il teatro debba immediatamente essere riaperto in maniera definitiva ed essere destinato alla funzione per la quale è nata, cioè l'elevazione culturale della popolazione sia di Racalmuto che del territorio, le rappresentazioni teatrali
perché questo teatro, come sapete, è quello in cui Sciascia dice che ha visto il più bel teatro della sua vita, e quindi noi, anche in omaggio a Leonardo Sciascia, oggi riapriamo formalmente il Teatro Regina Margherita, affidiamo la direzione a Gaetano Aronica e siamo certi che faremo grandi cose. Il Comune, per quello che può, pur con la limitatezza delle risorse finanziarie, sarà vicino al direttore artistico e cercheremo di mettere su una bella stagione teatrale, ma anche altre iniziative collaterali di cui probabilmente parleremo nella conferenza stampa. Aronica parla di una stagione di qualità. Ma è quello che noi ci auguriamo, speriamo, anzi aggiungo, ne siamo certi, perché il personaggio è di grandissimo livello e quindi siamo certi che, affidando Gaetano Aronica alla direzione del teatro, noi abbiamo fatto la scelta giusta e avremo sicuramente ottimi risultati. Anche oggi nel sciopero cosa succede? Secondo giorno di sciopero per i lavoratori del collettore emissario Palermo Sud-Ovest di Palermo. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle notizie non proprio rassicuranti. Intanto, qualche settimana fa arriva la notizia di eventuali licenziamenti, quindi personale in esubero quando le lavorazioni non sono nemmeno al 40%. Questo ha destato in noi tantissima preoccupazione. Siamo intervenuti immediatamente, abbiamo spiegato all'azienda che tutto questo non poteva essere fatto e lo hanno reagito mettendo in ferie forzate 15 lavoratori, continuando a far aumentare la nostra preoccupazione. I lavoratori non hanno accettato, abbiamo chiesto all'azienda di far rientrare i lavoratori e loro ci dicono che sono rimasti sulle loro posizioni. Fortunatamente la tenuta del cantiere, la solidarietà di tutti i lavoratori si è fatta sentire e quindi tutto il cantiere, tutti e 70 lavoratori della Palermo Sud-Est e quindi della Manelli si sono fermati, proprio per solidarietà nei confronti dei lavoratori che sono stati messi in ferie, ma anche per provare ad avere delle certezze sulla continuazione dei lavori e per avere certezze soprattutto per i lavoratori interinali, i lavoratori a tempo determinato che sono stati assunti, tra l'altro anche interinali, che sono stati assunti nell'ultimo periodo e che sono a scadenza di contratto. Quindi noi chiediamo che vengano reintegrati tutti, cioè che vengano tutti i lavoratori, venga consentito a tutti i lavoratori di rientrare sul loro posto, perché non può essere che vengano costretti a godere del periodo di ferie con un preavviso di solo 2 giorni, non convocando le rappresentanze sindacali e soprattutto non dando nessun tipo di spiegazione. Abbiamo chiesto un incontro anche al committente, al subcommissario straordinario, il quale, a quanto abbiamo appreso, ci riceverà giorno 1. A lui chiederemo notizie più certi sull'evoluzione di questo cantiere. Chiediamo con forza quali sono le nostre sorti in questo cantiere, perché ci preoccupa questa situazione. L'azienda non considera che siamo padri di famiglia e non considera che abbiamo bisogno di lavorare. I fondi ci sono, non si capisce perché. Poi l'opera è un'opera fondamentale per la città di Palermo. Non si capisce perché c'è questa situazione così drammatica. La definisco drammatica perché rischiamo tutti il posto di lavoro. Noi chiediamo l'immediato rientro degli operai mandati in ferie senza motivo, senza preavviso, e chiediamo che l'opera continui perché è un'opera strategica, fondamentale e di una importanza vitale per quanto riguarda la città di Palermo. Quindi chiediamo subito il rientro e che l'opera continui senza soste e che si arrivi al completamento dell'opera. Onestamente siamo fermi in attesa di chiarezza dell'azienda, non si sa se si lavora o non si lavora, le nostre garanzie quali sono? Tu sei molto giovane, magari la vivi in maniera diversa o ti unisci alla difficoltà dei colleghi? Diversa no, perché abbiamo famiglia, il contratto scade a settembre, 30 settembre, non sappiamo se ci rinnovano o no, siamo sulle spine. Passiamo allo sport. Sabato al Broccoleri di Favara la prima uscita stagionale del Castrum Favara con un amichevole contro il Casteltermini. Ce ne parla meglio il collega Giuseppe Moscato. La Castrum Favara di mister Pietro Infantino entra nel vivo della fase precampionato.
Il tecnico gialloblu, assieme al direttore sportivo Totò Catania e al suo staff composto dal vice allenatore Dario Di Dio, mister Francesco Fanara, dal preparatore dei portieri Giovanni Costantino e dal preparatore atletico Michele Gallo, ha stilato un fitto programma di allenamenti congiunti meglio noti come amichevoli precampionato. L'obiettivo è chiaro: iniziare a mettere in pratica i primi schemi tattici e consolidare i concetti di gioco richiesti da Infantino in vista dei primi impegni ufficiali. Il debutto per Castrum Favara è fissato per sabato 2 agosto alle ore 17 allo stadio Bruncoleri, dove la squadra favarese disputerà il primo test stagionale davanti al proprio pubblico contro il Casteltermini. Il calendario proseguirà mercoledì 6 agosto con la partitella in famiglia, utile per valutare lo stato di forma generale e continuare l'inserimento dei nuovi innesti. Seguiranno poi 2 test in trasferta, sabato 9 agosto sul campo del Bagheria e mercoledì 13 allo stadio Gurrera di Sciacca contro lo Sciacca Calcio. L'ultimo allenamento della prima parte di preparazione è in programma per giovedì 14 agosto allo stadio Bruncoleri, dove la squadra svolgerà l'ultima seduta prima della pausa di Ferragosto. In quei giorni di riposo, giocatori e staff tecnico avranno modo di ricaricare le energie e trascorrere un momento di relax con le proprie famiglie. La preparazione riprenderà poi regolarmente con la seconda parte del programma. La barca South Kensington Mare da Mare parteciperà alla regata velica Palermo-Monte Carlo, che partirà il prossimo 19 agosto dal capoluogo siciliano. Ce ne parlano meglio i colleghi di Licata. Il prossimo appuntamento è una regata molto importante, è una regata internazionale tra le più importanti del Mediterraneo, inserita in tanti circuiti internazionali come la Max Offshore Challenge, anche il circuito armatore dell'anno, il circuito italiano offshore della FIV, Federazione Italiana Nera, e tanti altri circuiti importanti. È una regata che non abbiamo mai fatto con South Kensington, quest'anno ci hanno invitato, ci hanno chiesto di farla, abbiamo trovato un'azienda che ci sponsorizza perché era importante coprire anche il budget per questa regata, che diventa una regata importante. Anzi, la voglio ringraziare, questa azienda è un'azienda di Gela che ho scoperto essere una delle aziende più importanti nel settore ittico che riguarda i prodotti freschi e surgelati di quasi tutti i supermercati Deco, che si chiama Mare da Mare, di Giuseppe Di Dio e anche gli altri membri della società, quindi lo voglio veramente ringraziare, perché forse per colpa sua, perché la regata è impegnativa, no, grazie a lui devo dire, faremo questa regata. Ci stiamo preparando con la barca, cercando di prepararla al meglio per questa regata, vediamo, forse faremo qualche vela che ci servirà durante questa regata molto lunga di 500 miglia, che appunto partirà da Palermo e finirà a Monte Carlo, dove poi lì ci sarà la cerimonia finale al circolo proprio di Monte Carlo, e cerchiamo di fare del nostro meglio, anche se è una regata molto difficile con tanti imprevisti e tante variabili. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre per chi ha le smart TV, in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv e il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 alle 20 e replica la mattina alle 9. Inoltre i nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto per oggi, vi auguriamo una buona serata.